Venerdì 18 settembre 2020 la troupe di Incontri con l'Arte stamattina è a Calenzano in via Vittorio Emanuele presso la Gori Tessuti e Casa. In anteprima per i telespettatori di Incontri con l'Arte il maestro Flavio Favelli presenta la sua mostra Profondo Oro. Buongiorno, oggi si inaugura questa mostra appunto col titolo Profondo Oro. Forse è una delle mostre a cui ho lavorato di più, ho raccolto in questo spazio sia all'interno che all'esterno delle opere tutte quante inedite che ho fatto apposta per questo progetto e che raccolgono, diciamo, le ultime idee e le ultime opere a cui sto lavorando in questi anni. E quindi c'è questo titolo che ricorda un po' un famoso film, però declinato all'oro, che è un soggetto materiale ovviamente fondamentale per la nostra storia, diciamo, occidentale, insomma, e anche dell'arte ovviamente. E quindi l'ho declinato secondo il mio punto di vista, e quindi ci sono vari materiali dal murale esterno, dove ho appunto usato l'oro, fino a queste opere tridimensionali fatte con dei mobili che ho trovato e degli specchi graffiati, fino anche a queste opere che ho alle spalle, che sono degli assemblaggi di cartoni dipinti con vari tipi di oro a bomboletta, quindi ne fanno anche degli oggetti, diciamo, molto luminosi, anche se sono fatti con uno dei materiali più semplici, più banali, però anche forse uno dei materiali più globali, perché tutta la merce, diciamo, oggi viaggia su questo materiale. Poi nell'altra stanza ci sono due piccole ceramiche che ho fatto con un artigiano di Sesto Fiorentino, sempre usando l'oro. E poi nelle scale c'è questa insegna. Io continuo a lavorare sulle insegne, sono insegne neon trovate, che forma una parola inedita e che illumina le scale mentre uno viene a visitare la mostra. Paolo e Fabio Gori ci hanno invitato nuovamente per un'anteprima di una importante mostra della rassegna Arte in Fabbrica. Arte in Fabbrica è un'idea, è un sogno realizzato, perché io con mio fratello ed io siamo da 40 anni insieme. Di solito si lavora durante il giorno e durante l'ora libera ci dedichiamo all'arte. Questa arte l'abbiamo voluta portare anche nel luogo di lavoro, e questa è stata un po' la scelta, un po' il rischio. Come Fabrizio diceva, ci sono lunghi mesi, sì, perché la mostra deve stare su lunghi mesi, perché all'interno di questo è uno spazio che nasce per essere visitato, non è uno spazio vuoto. Le opere che vengono realizzate sono importanti, hanno un suo peso specifico, hanno una dimensione, e quindi deve essere la possibilità al maggior numero di curiosi, di appassionati, di venire e confrontarsi con questo. Cioè tutta questa mostra l'abbiamo fatta e organizzata durante l'isolamento, cioè pensando che ci deve essere un momento di rinascita e di ricrescita e dobbiamo tutti pensare a ripartire. Per noi era fondamentale. Per cui la scommessa è dire: inauguriamo il 18. Lo spazio è aperto veramente a tutti i fruitori che vogliono confrontarsi con l'arte contemporanea e farlo l'orario di fabbrica, perché questa è una fabbrica, quindi dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18. Vieni qua con me, vieni qua un minuto, siamo fratelli, siamo strettamente congiunti, levati la maschera, noi siamo super congiunti e questa è il nostro modo di vedere. Non c'ho da aggiungere niente, ha già detto delle cose troppo belle, è la verità. Veramente il periodo è quello che è.
duro ancora, perché forse ecco l'unica cosa, ancora non siamo usciti da questa, però questo forse vuole essere una spinta per riuscire a uscirne. Fabio, noi vorremmo che tu ricordassi ai telespettatori che questa mostra, come la precedente, ha un importante valore aggiunto rappresentato dal catalogo che sarà in distribuzione per quanti verranno a visitare la mostra. I cataloghi sono importanti perché le mostre anche di lunga durata come questa poi finiscono. Per fortuna abbiamo anche i nostri filmati che sul nostro canale YouTube li ricorderanno per anni, però il catalogo è un prezioso viatico per chi viene a visitare la mostra e chi poi tornando a casa ci può riflettere sopra, magari rileggendo le note critiche che vi sono contenute. E sono delle note critiche molto interessanti, perché abbiamo scelto un curatore splendido che ha interpretato la mostra in una maniera unica. In effetti poi abbiamo dietro una casa editrice che è quella di mio fratello, tra l'altro, che si chiama Gli Ori, che pubblica ormai da tanti anni dei cataloghi strepitosi, e quindi anche il libro veramente che accompagna questa mostra, oltre a dare delle chiavi di lettura, è anche un aiuto non solo per questo, ma anche è bello, come io sono anche un bibliofilo, è bello proprio anche come oggetto in se stesso. Vorrei dire due parole sulla mostra, perché questo incredibilmente, noi siamo due fratelli da 40 anni, siamo due. Incredibilmente questa mostra che è stata creata per questo spazio ritorna costantemente il 2, perché come vedete ci sono due opere scultoree o architettoniche, come le vuol chiamare, 2 quadri e anche 2 opere in ceramica, e poi anche la scritta è fatta da 2 elementi. Quindi forse si è celebrato inconsapevolmente anche il fatto che 2 fratelli che da tanti anni non solo lavorano insieme, ma condividono gioie e dolori da sempre, e da sempre condividono anche le gioie e dolori anche nell'arte, si sono ritrovati in questa bella occasione. Fabio, parlando di questa mostra rischiamo di non parlare dell'azienda, perché se ci sono queste mostre ci sono perché esiste questa azienda, esiste perché voi, sia tu che tuo fratello, venite da un imprenditore del settore importante, un imprenditore che è conosciuto ormai in tutto il mondo anche per la sua grande collezione d'arte en plein air. Parliamo dell'azienda, come è nata e come avete fatto per tanti anni andare d'accordo, perché altre aziende, soprattutto di questo territorio, ereditate o create fra fratelli, non sempre hanno avuto un cammino così felice e lungo. Ma io vorrei ringraziare per questa domanda, perché innanzitutto devo dire che questa azienda parte negli anni 50, quindi in pieno dopoguerra, e non è fatta da un imprenditore, ma è fatta da 2 imprenditori insieme, cioè sia Giuliano, grande nostro padre, sia dalla Pina, che era la sua moglie. Insieme hanno creato questo. Ecco, quello che ci hanno dato nel DNA, dandoci insieme questa passione per l'arte, ci hanno dato anche la passione per il nostro lavoro, e un'altra passione più importante per la famiglia, ma la famiglia è intesa proprio in senso ampio, e quindi devo dire che noi siamo 2 fratelli, ma abbiamo anche 2 sorelle, oggi 12 nipoti, poi ci sono i pronipoti. Ecco, ogni gioia, quello che dicevo prima, ogni gioia è un dolore della famiglia e gioia e dolore nostro. Questa è un'azienda che poi negli anni ovviamente anche noi figli abbiamo dato una nostra impronta, quando nel 2000 abbiamo deciso di inserire accanto al commercio tessile anche un commercio di mobilia e di soprammobili. È interessante anche raccontarvi 2 parole come è nata, perché dice: come mai sei passato dal tessile alla mobilia? Perché un importante facoltoso, perlomeno imprenditore cinese, era venuto qui per acquistare l'intera azienda, e la trattativa è andata veramente avanti per tanto tempo. Lui avrebbe comprato tutto il nostro manufatto, che onestamente ammonta a tanti milioni di metri di tessuto. E allora andammo tutta la ditta appositamente in Cina per concludere questo affare. L'affare non lo concludemmo, però buttammo un occhio su quello che erano le opportunità che davano altri settori, e da lì abbiamo iniziato, poi dalla Cina, l'India, l'Indonesia, la Birmania e via via in tutti tanti altri paesi dell'Oriente. Siamo nell'imminenza dell'inizio della conferenza stampa, e prima ovviamente di presenziare alla conferenza chiediamo al curatore della mostra, Pietro Gaglianò, di presentarla in esclusiva in anteprima ai nostri telespettatori. Profondo Oro è una mostra che segna un passo importante
decisivo in almeno due storie. La prima è quella della ditta Gori Tessuti e Casa e della famiglia Gori essa stessa, che con questo passaggio è il secondo, dopo quello di Vittorio Cosini dell'anno scorso, dà vita a una nuova strada, un nuovo modo finora non sperimentato da loro di coniugare la passione per l'arte con la vita professionale. Dall'altro lato c'è la storia di Flavio Favelli, artista tra i più apprezzati della sua generazione in Italia e non solo, con riconoscimenti internazionali sia istituzionali sia nell'ambito del collezionismo. Flavio da sempre lavora sulla rappresentazione di una unica storia, che è la sua storia privata, familiare, che come sempre accade nella grande arte poi si riflette in una dimensione che accoglie qualsiasi spettatore. Quindi le memorie della sua infanzia, del salotto dei nonni nella casa bolognese, la sua adolescenza, tutto questo diventa poi un grandissimo affresco sociale, l'abbiamo definita un'elegia del Novecento, in cui per fare una citazione proto-novecentesca, le belle cose di pessimo gusto diventano il segno di uno status sociale acquisito attraverso il lavoro e attraverso una strana, indefinibile consapevolezza di classe. Nella forma cosa succede poi? Tutto questo, diciamo, è la poetica che sostiene la ricerca di Favelli. Nella forma Favelli raccoglie oggetti mobili, insegne al neon, in alluminio, finiture, gadget che sono alla fine della loro vita funzionale, cioè subito prima di finire in una discarica, di essere sfasciati, di essere definitivamente dismessi. E tutti questi oggetti, questi elementi poi precipitano in delle composizioni che sono come mosaici, in cui si inseriscono sia le vite individuali stratificate nella forma, nella superficie di questi oggetti, e sono le vite di chi questi oggetti li ha posseduti, ma c'è anche una visione più ampia, più sociale, che illustra un intero secolo. È importante dire che poi tutto questo non appartiene nella visione di Favelli al passato, non ha il rango di rovine, ma è qualcosa che continua a esistere, a influenzare, a definire, a descrivere il modo tutto italiano di vivere la propria appartenenza al consorzio sociale e culturale.